Alberto Marchesani, quarta edizione di Epica dell'Acqua, ormai un master di questo territorio importantissimo dal punto di vista anche turistico, non solo sportivo. Che edizione sarà questa? Sarà un'edizione che conferma le edizioni precedenti e sarà un'edizione un pochino più internazionale perché abbiamo ricevuto un po' di richieste da paesi anche noi poco conosciuti. Abbiamo ricevuto richieste dalla Tasmania, dalla Nuova Zelanda, e quindi ci sarà una delegazione di loro e in più un gruppo di runner da Tromsø, quindi dal circolo polare artico, che verrà qui e sarà per loro un caldo disumano ad ottobre. Ecco, tu ci credi molto a questo esperimento anche turistico, però è purtroppo una cosa spot, cioè non ci sono altre manifestazioni importanti come questa a livello internazionale in una zona d'Italia che internazionalmente ha un suo peso. Sì, ed è anche bellissimo e noi che qui siamo nati o che qui viviamo a volte non riusciamo ad apprezzarne. Noi facciamo una corsa e una corsa dura 3 giorni, poi ci piacerebbe, come stiamo facendo già adesso, legare l'inizio della stagione, il 21 marzo, la giornata mondiale dell'acqua, far partire tutta la macchina del marketing territoriale, in chiusura poi arrivare ai giorni della corsa, che quest'anno è il weekend del 16, 17, 18 ottobre. Già questi 6 mesi, che sono anche i 6 mesi legati al cambio dell'ora, quindi sono i giorni in cui si sta più fuori all'aria aperta, eccetera, già quello sarebbe una buona cosa. Noi però siamo una corsa, siamo una SD e facciamo tutte le volte le nozze coi fichi secchi, quindi anzi chiedo a chi vuole partecipare per quello che può di partecipare con noi. E secondo te cos'è che bisognerebbe fare per rendere così attrattivo tutto l'anno questo territorio? O perlomeno cosa manca per farlo? Questo territorio è già attrattivo tutto l'anno, sì. Perché è un territorio lento, perché è un territorio che offre esattamente quello che un viaggiatore, non dico turista, un viaggiatore in questo momento internazionale vuole: la lentezza, bei paesaggi, cibo buono, di qualità, persone che vivono qui anche disponibili a raccontare le storie, quindi anche tutto lo storytelling locale è bello. Già questo posto qua lo dimostra, il posto dove oggi faremo la conferenza stampa. Serve secondo me che tutti gli attori del territorio si siedano al tavolo e parlino su come collaborare. Non è più il tempo dei campanili, evidentemente, se dobbiamo competere con altre destinazioni più importanti di noi e con molte più economie di noi, qui dobbiamo fare con quello che si ha, e quello che si ha sono le persone e le idee, fine. E vedi questo progetto comune secondo te? Visto che tu sei cittadino polesano ma abiti da tanto fuori. Sì, io abito in Romagna. Credo che Epica dell'Acqua quest'anno è arrivata alla quarta edizione. Le start-up arrivano alla quinta, al loro quinto anno di vita, poi tecnicamente non sono più start-up, quindi anche noi dobbiamo capire nel 2027 cosa diventare. È chiaro che è bello questo che stiamo organizzando e ci riempie il cuore, però dobbiamo anche dargli un po' di solide basi per non arrivare ogni anno a settembre, a un mese prima, e dire ce la faremo, abbiamo abbastanza soldi, abbiamo le persone, come facciamo? E poi dopo fare i conti ex post. Invece bisognerebbe pianificare in maniera pluriennale queste cose. Moreno Gasparini, presidente del Parco del Po Veneto, siamo qua in un posto iconico, il Museo della Bonifica, per parlare della Epica dell'Acqua. Quanto è importante dal punto di vista marketing territoriale questo evento proprio nel Delta del Po, dove lei appunto rappresenta il parco importante? Ma io credo che sia assolutamente importante, anche perché è una 3 giorni con gli occhi del mondo ormai puntati sul Delta del Po, e quindi una vetrina dove noi riusciamo a far capire e far vedere quali sono le bellezze e le peculiarità, soprattutto enogastronomiche anche, ma ambientali, e soprattutto di quello che è l'importanza della biodiversità in quest'area qua. Perché dico gli occhi del mondo puntati su una 3 giorni importante come questa? Perché è il quarto anno che si andrà a realizzare questo evento e ormai vengono camminatori e corridori da tutte le parti del mondo, perché ormai ha avuto talmente un'importanza a livello mondiale, perché sento che ogni anno si aggiungono corridori, perché c'è questo passaparola positivo e sempre più iscritti a questa gara ci sono. Non è tanto una gara sotto il punto di vista di competizione, certo che c'è un vincitore, ci sono dei tempi e quant'altro, però questa qua ha un taglio soprattutto di far conoscere il nostro territorio. Da presidente del parco, da cittadino, io credo che sia una grande opportunità da mettere sul tavolo di quello che è la nostra promozione. Ecco, hai parlato della dimensione internazionale del parco, ricordiamo che fra poco ci sarà l'incontro dei giovani. Assolutamente sì, 18-23 di maggio noi saremo anche lì aperti al mondo intero, perché avremo 142 paesi da tutto il mondo
delle riserve di biosfera di tutto il mondo, che verranno, mediamente saranno 3-4 ragazzi dai 18 ai 35 anni, che verranno a visitare e a costruire questa settimana didattica di quello che è il Forum Mondiale dei Giovani qui nel Delta del Po. Quindi anche lì grande importanza sotto il punto di vista mediatico, sotto il punto di vista di farsi conoscere.